Amici bellini, dobbiamo ricostruire quello che sta succedendo su Vega. Ho aspettato, volevo farvi arrivare questo video di mattina, ma ho pensato va a finire che esce qualche altra cosa e ci bruciamo delle cose che non sono sicure. Cominciamo! Allora, nel dare il benvenuto a Giuseppe Benenato, Giuseppe è nato bene sicuramente. Questa trattativa non lo so se è nata bene, come muore male, non lo sappiamo ancora. Aspettiamo, ricostruiamo quello che è successo. Lasciate un like per sbloccare. Ecco, i vostri like possono sbloccare la trattativa di Vega e ce lo ritroviamo a fare le visite mediche perlomeno. Ma anche le visite mediche non sono, finché non c'ha la maglia addosso, la sciarpa, il tweet di De Laurentiis, non siamo sicuri. Perché non siamo sicuri? Con un Amrabat tattico ne andiamo a parlare. Ieri ovviamente il Milan ha vinto come da previsione, facciamo la conclusione insomma di quello che è successo. Anche loro ottimo impatto dei nuovi, con Pulisic che subito ha segnato, un bel lancio, Reinders che fa l'assist per Giroud, però sono durati un tempo, poi dopo il Bologna si è mosso bene ma erano spuntati, il Milan anche ha vinto. Andiamo avanti. Allora, ricostruiamo. 5 ore fa Fabrizio Romano, venerdì mattina accordo raggiunto, sabato documenti per far viaggiare Vega, domenica per le visite, ci sono problemi, richiesto cambio di alcune condizioni dell'operazione, Vega non viaggia, visite bloccate, Napoli-Celta, oggi, ora, in contatto si tratta, dire più di così è dura. Aggiungiamo altro perché magari dici ma Fabrizio Romano non mi fido, di Fabrizio Romano ci si dovrebbe poter fidare. Fedulà, ma di Fedulà non mi fido. Però l'importante è che quando uno dietro l'altro si somigliano le cose, possiamo essere un po' più sicuri, perché poi spesso tra di loro si contraddicono. Gabri Veiga Napoli, contatti mai interrotti, si cerca la quadratura che non abbia condizioni diverse rispetto a giovedì sera. Quindi è cambiato qualcosa tra giovedì e venerdì. Qualcuno parla di diritti d'immagine, qualcuno parla che De Laurentiis ha cambiato le carte in tavola, qualcuno parla di agenti del calciatore che volevano più soldi, quindi un caso simile a quello di Samardžić, che però adesso vediamo, perché Samardžić potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi, non si fa con l'Inter. Il ragazzo vuole comunque cambiare aria, il Napoli si rifionda, leggiamo bene. Qualcuno dice Celtic vuole più soldi, e infatti Luca Cerchioni, ma non mi fido di Luca Cerchioni, ho capito, prendiamo tutto e poi tiriamo le nostre conclusioni. Come anticipato poco fa, bla bla bla, Veiga e Napoli sono attualmente separati da circa 500.000 euro, ragion per cui il Celta Vigo chiede più del 5% sulla futura eventuale rivendita, sicura rivendita, sostenendo che l'accordo verbale fosse del 10% e accusando il club partenopeo di aver cambiato le carte in tavola. Difficile possa saltare per una cifra così irrisoria, tant'è vero che uno commenta e sono d'accordo con lui. Ricordiamo però che 3 milioni di euro per il Napoli sono pochi e per ADL ancora meno, perché lo dice il presidente, e quindi se si tratta di questione di principio è una cosa, se però le sta cambiando il Napoli le carte in tavola ne è un'altra, e la questione di principio la può fare anche il Celtic. E mi sembra evidente. Qualcuno diceva anche erano convinti di avere i soldi da incassare per la cessione di Zielinski salta, quindi tu vuoi spendere di meno perché così. Ma veramente siamo a pochi spiccioli rispetto all'entità di tutta la trattativa. D'altra parte per tutto questo trattare la percentuale della futura rivendita, che è una cosa legittima che si fa, se tu vuoi risparmiare qualcosa, se tu paghi la clausola, non devi trattare con nessuno e sono fatti tu, il giocatore e tu, devi solo convincere il calciatore. Se non paghi la clausola e ci vuoi arrivare ai soldi che vogliono loro attraverso bonus, attraverso altri tipi di operazioni economiche e finanziarie, devi poi trovare l'accordo. Quindi questa è la situazione al momento, situazione che spaventa un pochino i tifosi e che divide, perché ci sono i tutta poster che sono pronti a dire ma che il Vega comunque non serviva a niente, è giovane, che te ne fai, siamo comunque fortissimi. Ci sono invece gli A16 che dicono loco, ti sei perso per un bicchiere d'acqua, che ti muoviti, e siamo al 22 agosto e stiamo ancora, perché poi non è tanto Vega che adesso spaventa, è il fatto che tutto il resto non si è mosso e abbiamo ancora Lozano in bilico, la questione Osimhen, perché ragazzi è importante, vi devo fare un reminder,
io ad ADL do una cosa, gli do ragione su una cosa. Lui ci ha detto non vi fidate dei media. Tant'è vero che il 27 luglio dicevano così: l'accordo prevede un prolungamento contrattuale per altri 2 anni fino al 2027 rispetto all'attuale scadenza fissata nel 2025. Le cifre sono molto alte, il calciatore guadagnerà uno stipendio da 8 milioni di euro più bonus annui e si attesterà come il più pagato dell'intera rosa dell'SSC Napoli. Lo sforzo del padrone è stato immane, ha respinto le voci e ha legato a sé l'attaccante più forte del campionato per la gioia dei tifosi e di Lusi Garcia. Non usano nemmeno il condizionale, sembrerebbe che quasi va. La novità assoluta però è la clausola recessoria altissima. Si diceva che il padrone non volesse inserire il nuovo contratto, ma non sarà affatto così. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Area Napoli, ammonterà a 170 milioni di euro e sarà esercitabile solo nel mese di luglio 2024, proprio come è accaduto con il coreano Kim Min-jae, passato al Bayern di Monaco. Tutto fatto dunque. Osimhen resterà al Napoli e si appresta a firmare il rinnovo fino al 2027. I tifosi azzurri possono dormire sonni tranquilli. De Laurentiis ci ha preso gusto e vuole continuare a trionfare. E poi noi veniamo a sapere che Osimhen ha detto alle telecamere, a meno che non abbia detto una bugia, ma se Osimhen dice una bugia prende una multa dalla società e lo smentiscono, questo è chiaro. Osimhen ci dice: no, noi stiamo ancora negoziando, vediamo a fine mercato se ci siamo messi d'accordo con questo rinnovo. Non usano manco più i parrebbe e la danno per fatta, e non è fatta proprio per niente. E anche quando è fatta, anche quando ci sono i d'accordi con il calciatore, altre cose possono succedere. Vedi il caso Samardžić, che adesso si sta un pochino ancora di più ingarbugliando, non è risolto perché effettivamente è saltato, tanto è vero, parole del papà di Samardžić. Cosa è successo con l'Inter? L'Inter ha fatto un errore, ha fatto tutta la trattativa e ha chiuso l'affare con una persona che non aveva il permesso di farlo. Tutti questi intermediari, è una roba tremenda. Raffaella Pimenta, certo lei, ma io l'ho vista una sola volta nella mia vita, non so lei come abbia fatto ad infilarsi in questa cosa, perché la trattativa era tra Udinese e Inter, poi ci siamo trovati lei in mezzo che voleva chiudere l'affare senza il nostro permesso. Quindi quando ho ricevuto la bozza di contratto dall'Inter e abbiamo visto che c'era lei come intermediaria e rappresentante di Lazar, abbiamo chiesto che questo fosse cambiato, abbiamo chiesto di parlare direttamente con l'Inter, di avere un incontro con loro e di cambiare questo aspetto, ma loro ovviamente non hanno voluto più fare l'operazione così. Senza di lei sostenevano che l'agente di Lazar fosse lei, e quindi questi procuratori eccetera eccetera. Risponde la Pimenta: mi dispiace che il papà di Samardžić abbia giustificato le sue decisioni con questi argomenti, per me parlano i fatti. Dall'incontro avuto con lui e la moglie insieme a Kolarov nel mio ufficio a Monte Carlo, alle tante chiamate fatte insieme ai diversi club, alla sua richiesta rivolta all'Udinese di parlare direttamente con me, e ancora il nostro appuntamento insieme presso la sede dell'Inter, gli ok dati all'Inter, il brindisi con lui e la moglie in un hotel di Milano, la videochiamata con il figlio per organizzare le visite mediche, l'arrivo di altri familiari e del cameraman per le riprese video. Dopo tutto questo il papà ha avanzato delle richieste che io non condividevo nella sostanza e nella forma, e in quel momento ho deciso di farmi da parte. Di conseguenza a chi vogliamo chiedere? A chi vogliamo chiedere per credere? Non si può sapere. Di conseguenza io, anche quelli che stanno dicendo molliamo Veiga, prendiamo Samardžić ha un'altra situazione poco chiara, sempre con gente di mezzo che poi non risolvono, quindi non saprei. Io credo che il Napoli risolverà, ho la sensazione che il Napoli risolverà per Veiga, e magari non arriva subito, arriverà oggi l'ufficialità, domani le visite mediche, dopodomani in qualche modo si dovrà limare, perché se hanno individuato il calciatore, se erano d'accordo a pagare 36-37, veramente siamo, se quello che ci dicono è vero sempre, veramente siamo è poca roba e non ci si può fermare di fronte a questo. Oltretutto bisogna dire che al momento con Veiga è un conto, ma senza Veiga devi ricostruire tutto il centrocampo. Postiamoci con una Brabham per vedere, questo potrebbe essere, se Kvara recupero, potrebbe essere la formazione per la prossima partita. Anghissà, Lobotka, Zielinski non in discussione, è chiaro. Ora ovviamente se Cajuste lo consideriamo vice Anghissà e non lo vogliamo considerare vice Lobotka è Ostigard in questo momento.
Ragazzi, dobbiamo essere chiari, dobbiamo essere chiarissimi rispetto a quello che sta facendo Garcia. E il vice Zielinski doveva essere Veiga, e in questo momento consideriamo Elmas. Olivera al posto di Mario Rui, Politano qua, e facciamo conto che Lozano è in uscita. Nathan al posto di Juan Jesus se si riprende. Simeone qua. C'è Demme in uscita, non lo vogliono. Garcia non lo vogliono. C'è Zerbin, mettiamolo qua. Zedadka, dai, Zanoli lo mettiamo qua, anche se ci sono delle notizie che vogliono Zanoli, molto richiesto. Attenzione, Gaetano non si sa, era infortunato, come lo consideri, come lo valuta Garcia da infortunato? Potrebbe essere una pedina, molti parlano, dai Gaetano, ti pigli Samaric, attenzione, lo mettiamo qua. Gollini ovviamente qua. Ci rendiamo conto che al momento Demme è in uscita. Se Gaetano non si sa, tu te lo puoi conservare un jolly. E Zedadka non è il la squadra campione d'Italia non dovrebbe avere nemmeno Zerbin, onestamente, siamo un attimo onesti. Lozano qua, se non esce, manca un difensore o manca un centrocampista, è evidente. Poi ci sono le caratteristiche, è chiaro, se viene Veiga lo consideri un centrocampista d'attacco, è difficile metterlo in zona Anghissà o in zona Lobotka, ma in questo momento ti manca un difensore. Se consideri Ostigard qua, ti manca un centrocampista. Vuoi considerare Cagliuste qua, Elmas qua, Zielinski, vuoi considerare Raspadori in mezzala perché deve giocare per forza, ti devi richiamare Zerbin qua. Qualcosa va assolutamente fatto sul mercato. Quindi non vi preoccupate sul fatto che il Napoli chiuderà, dice vabbè Veiga è saltato, non succede più niente. Non è possibile, è un suicidio clamoroso. Il Napoli deve fare la Champions, l'Arentis ha detto che vuole andare più avanti possibile in Champions, la semifinale, la finale. Non si può fare con questa squadra, è assolutamente in questo momento incompleta, quindi stiamo tranquilli. Se si dovesse impuntare la situazione Veiga succederà qualcos'altro. Non mi parlate di Coppa Mainz, che secondo me è più difficile. Almeno il Celta tu l'avevi convinto, adesso è questione di limare certi dettagli, ma l'Atalanta non l'avevi mai convinta, non c'è stato mai un accordo sul prezzo. Forse avevi convinto il ragazzo avrebbe avuto piacere a giocare con... non lo sappiamo, ma qualcosa va fatta. La coperta in questo momento è corta, senza considerare Osimhen resta così, non vi preoccupate. Volendoci fidare di Juan Jesus, di Rachmani, dell'esplosione di Nathan a un certo punto, di Ostigard eccetera, non vi preoccupate, va bene tutto, overperformiamo un'altra volta. Ma c'è il buco, come li muovi? Quindi io non lo so se poi noi abbiamo liquidato Giuntoli dicendo ma chi quello era Micheli, quello bravo. Sì, probabilmente nell'individuare i talenti, nel fare scouting sicuramente, ma può essere anche che Giuntoli aveva un altro tipo di rapporto nelle contrattazioni. Molti che paragonano questa storia a James Rodriguez, alcuni altri la paragonavano a quella di Kim, perché Kim era dato fatto per il Ren e invece poi tu paghi la clausola, accetti magari le condizioni di mettere la clausola rescissoria messe dai loro agenti, lo accetti, te lo vai a prendere nel giro di 9-10 giorni dalla cessione di Koulibaly. Per Nathan siamo stati un po' più lenti, per Cajuste siamo stati molto più lenti perché lo sapevi già che non avevi Ndombele, e potrebbe anche essere che un Cajuste con un po' più di tempo nel ritiro avrebbe fatto un esordio meno nervoso e meno, sempre considerando che quel rigore non c'è, dando il giusto, le responsabilità di Cajuste gliele diamo il giusto. Però ci dobbiamo dare una mano, perché ci dobbiamo dare una mossa. Quale una mano? Diamoci una mano, nel senso tutti insieme uniti per la meta, però non mettiamo in difficoltà Garcia, perché secondo me lui ha bisogno poi di lavorare bene. Se ci sono idee diverse, abbiamo visto Napoli meno possesso palla, un po' più verticale, qualche fallo in più, il gioco si sviluppa più o meno alla stessa maniera, però ci sono delle concezioni filosofiche di calcio che questi ragazzi devono avere inculcate dal nuovo allenatore. Bisogna anche diversificarsi, perché il Frosinone è una cosa, altre squadre saranno più toste, bisogna essere duttili, bisogna dare tempo, il più tempo possibile a Garcia con i nuovi calciatori per amalgamare il tutto. Quindi io non mi preoccupo, perché sono sicuro che il Napoli qualcosa la deve fare. Se è Veiga, bene, perché la maggior parte dei tifosi oramai si è abituata all'idea di Veiga e stavamo tutti contenti, guardate che centrocampo fortissimo. Se non viene Veiga e viene qualcos'altro,
se non è Cup Miners il cappello dal cilindro, dal coniglio, il coniglio nel cilindro, nel cappello, ci sarebbe scontentezza, ecco, ci sarebbe delusione, e la sento nell'aria un po' di delusione da parte dei tifosi, e va risolta. Io non parlerei nemmeno di brutta figura che ci ridano appresso, sì, perché avete visto con Samacic capita, succede a tutte le trattative, che possono improvvisamente prendi l'agente, l'intermediario sbagliato, quello che dà dei consigli sbagliati. Poi lo sapete che trattare con De Laurentiis, se tu dici una parola sbagliata, De Laurentiis comincia a dire parolacce e non ci fermiamo più. Ecco che servono intermediari che sappiano come mediare appunto anche le reazioni di chi è coinvolto in queste trattative. Benitez l'ha detto chiaramente, sta già là. Quindi veramente è questione di pochi dettagli. Stiamo sereni, non ci preoccupiamo e ragioniamo su quelli che sono i buchi, perché dobbiamo mettere a posto almeno le coppie. Poi Garcia saprà come gestirle, come anche variare, insomma, i vari accoppiamenti, i minutaggi. Però come numero dobbiamo stare tranquilli, perché dobbiamo fare 3 competizioni e non esiste proprio. Da New York, Azzurro Fluido è tutto. E se ci sono novità voi me le fate sapere, le scriviamo nei commenti, le aggiorniamo. Devo fare subito l'amichevole con il Sassuolo, devo dirvi in precedenza, perché lo sapete che funziona così. Voi lasciate i like, vi iscrivete al canale, io di conseguenza vi dico prima le cose che succedono almeno in campo. A livello di calciomercato è un po' più difficile, però io ci provo.